Quando gran parte delle strutture interne ancora presenti, soprattutto della chiesa, viene demolita dai cittadini di Nervesa e dei paesi limitrofi, che per anni la utilizzano come cava per materiali da costruzione. Rubati fieno, alimentari, vestiti, biancheria, rame, animali, denaro. Violenze, percosse, rivoltellate contro chi cerca di difendere le cose sue. Assalite famiglie intere nottetempo. È così che Don Pizzinato, parroco di Castello Roganzuolo, descrive l'occupazione del paese da parte delle truppe bavaresi dopo la rotta di Caporetto. Preoccupato per le sorti del trittico di Tiziano, conservato nell'antica pieve, Don Pizzinato decide di staccare le tele e nasconderle in una soffitta morta sopra al coro della chiesa. Per inesperienza, le tele vengono avvolte dal lato sbagliato. Don Pizzinato sopportò le continue incursioni degli occupanti, i bavaresi, gli ungheresi, che gli piombavano in parrocchia ad interrogarlo. Ma dov'è Tiziano? Vennero 6-7 volte. 25 febbraio 1918. Vogliono sapere dov'è il trittico del Tiziano. Esigono dichiarazioni scritte, munite di sigillo parrocchiale e dell'impronta digitale. Fu interrogato 6 o 7 volte e sempre vollero dichiarazioni scritte. Don Pizzinato non parla e il trittico rimase nascosto. Don Pizzinato purtroppo venne preso, portato a Spilimbergo e lì trattato malissimo, a pane e acqua, ma non parlò mai. Con la fine della guerra